nell'anno 17° dell'era fascista, nasce con questo semplice rito inaugurale il più giovane comune del Regno d'Italia. Quando 12 mesi or sono appena giunsero qui i primi disegnatori che dovevano tracciare le linee del nuovo comune, essi trovarono una landa quasi completamente deserta, non un uomo, non una casa, non un sentiero, non una goccia d'acqua, solitudine e malaria. Ma ecco, dopo 12 mesi, apparire al nostro sguardo commosso la nuova città, che ha già 12.000 abitanti e ne avrà 24.000 tra pochissimo tempo.